Ed eccoci qua, buonasera a tutti, siamo ufficialmente rientrati dopo un po' di pubblicità e un po' di musica, soprattutto musica perché noi abbiamo voglia di festa, tanta voglia di festa. Questa sera con Rovere Veronese siamo in collegamento con un secondo ospite di questa serata e andiamo direttamente a San Rocco di Pegara, perché questa sera insieme a noi, signori, attenzione, mi raccomando, prendete carta e penna alla mano per le date, mi raccomando, a casa, abbiamo il piacere di avere con noi Erminia Scarpi, membro della Proloco di San Rocco. Buonasera Erminia, buonasera, come stai? Buonasera, ciao a tutti. Bene, grazie a lei. Bene, mi fa piacere, davvero piacere. Sentite come mi ha chiamato, mi ha detto Alen, wow, cioè, mi fa quasi strano. Grazie Erminia, grazie. Come stai? Allora, come va San Rocco? Quest'estate so che abbiamo appena parlato chiaramente con l'assessore, con il consigliere, esatto, con Massimiliano, e ci ha detto che comunque a Rovere e dintorni ci sarà festa, ci sarà tanta festa, un sacco di cose belle, ma adesso qui vorrei capire, no? Perché a San Rocco, esattamente come a Rovere, c'è un sacco di voglia di feste, quindi Erminia, raccontaci un po' cosa ci sarà quest'estate di bello a San Rocco, prego. Allora guarda, come proprio prima new entry abbiamo una gara ciclistica di mountain bike, è una cross country, è praticamente chiamata XC del Vaio e sarà domenica 27 giugno. Allora, questa è una gara organizzata in collaborazione Proloco e l'associazione XC Verona. È aperta a varie categorie, sì, a esordienti, allievi, juniores, master, elite, ed è un percorso abbastanza tecnico. Diciamo, ecco, per me no, di sicuro. Sì, ci sono comunque una serie di percorsi, proprio la Proloco e questa associazione hanno aperto tantissimi percorsi, sì, e considera tanti, mi sembra siano 8, adesso li guardo, sì, sono 8 percorsi, tutti tabellati e distinti a colori, comunque tutti interconnessi tra loro. E la bellezza, cioè proprio la possibilità che offriamo è di, a pochi passi dalla città, perché alla fine noi abitiamo a 12 km da Montorio, certo, in pochi minuti sei su e sei nel verde. Quasi tutti questi percorsi sono comunque tra prati, sterrati, e quello più bello, più caratteristico, dove sei proprio, ti senti nella natura, è quello che passa appunto dal Vaio di Mezzane. Che meraviglia, davvero meraviglia. Sì, è proprio, guarda, un ambiente, sai, intonso, cioè non vedi case, vedi solo animali, anzi negli ultimi tempi cominci a vedere proprio i caprioli che ti attraversano la strada. Un vero spettacolo oserei dire, anche perché parliamo di natura, cioè la natura teniamocela, sì, da conto, perché va veramente curata, e sappiamo che voi lo fate e continuate a farlo da anni, quindi partite subito con degli eventi bello e soprattutto bravi. Sappiamo che l'anno scorso è stata un'annata molto particolare, come sappiamo, quindi tante cose non si sono riuscite a fare, però ecco, quindi ecco, ad esempio, quali sono gli eventi che quest'anno o che comunque che torneranno, ad esempio? Guarda, dico subito che ce n'è saltato uno che era molto, molto particolare, molto caratteristico. Era organizzato in collaborazione con i Cuochi Scaligeri, sì, e l'avevamo denominato il Rocco Grill. Era una gara di barbecue in piazza, perciò univi l'utile, imparavi qualcosa, in più anche si mangiava bene. Wow. E questo purtroppo quest'anno sì, non lo organizziamo. Ma sono sicurissima che ritornerà l'anno prossimo, perché dai, ci stiamo aprendo, stiamo finalmente uscendo da sta cosa, ce la mettiamo tutta per ritornare un po' alla normalità. E comunque, se voleste farvi un picnic proprio a pochi minuti dalla città, dove in queste serate così caldissime vi prendete il fresco, vi mangiate qualcosa di buono con le lucciole che vi passano sul piatto, abbiamo anche un'area picnic proprio qua a pochi metri dal centro, dal paese, insomma è sulla strada che va a San Mauro. Benissimo. C'è la possibilità di parcheggiare al lato della strada, bellissimo, e anche a limitare nel bosco, sì, proprio
con vista sulla città, vero? Cioè, Offriamo tutto così, gratuitamente. cioè, ma più di così, ragazzi a casa, che cosa pretendete? Cioè, non si scherza, e quindi mi raccomando, prendete nota e andate e state in mezzo alla natura, perché fa bene e soprattutto potete apprezzare quelle cose che spesso vengono un po' dimenticate. Ecco, quindi questo è quanto. Invece, ovviamente, noi comunque continueremo, cioè, sicuramente guarderemo tutti, ecco, che stiamo vedendo in questo momento proprio la pagina Facebook della Proloco San Rocco Piegara, quindi potete tranquillamente anche voi a casa andare a vedere, stare aggiornati con tutti gli eventi, non solo di San Rocco ma anche comunque dintorni. Ecco, prego, invece andiamo avanti, perché sappiamo che le curiosità sono tante, e quindi Erminia, raccontaci. Allora, un altro evento che avevamo organizzato, e quest'anno è ancora in forse, non sappiamo ancora se potremo farlo o no. Comunque vi invito proprio a guardare sul sito della Proloco o Facebook, che eventualmente vedrete se viene organizzato. In caso sarebbe il Summerland Music Festival, al 14 e al 15 agosto, e su alla Maiga al Dosso Alto. È organizzato proprio con il Rifugio Dosso Alto e la Proloco. Sarà un percorso di musica, cucina, insomma è una location, non è San Rocco, sì, è una location proprio stupenda, e questo appunto lo mettiamo col punto di domanda. Invece quello che partirà, sento che partirà, sono sicura, è il quarto Trail dei Maroni, che sarà il 10 ottobre del 2021, sarebbe proprio la prima domenica di sagra nostra, la sagra dei Maroni. Dopo magari parlo anche un po' della sagra. Questa è una competizione podistica, sempre organizzata in collaborazione col gruppo ISCI Verona, e si tratta di una corsa in montagna. Ci sono percorsi di diverso livello, di diversa lunghezza. Abbiamo il mini trail da 11 km, poi il trail da 25 e l'ultra trail da 47 km. Non riesco neanche a leggerlo, perché mi pare impossibile che ci possano essere persone che si fanno un dislivello di 2000 metri e passa, mamma mia, e 47 km tutti di filata, ma non camminando, di corsa. Di corsa, cioè, pure. È una cosa bravissima. Meritano il premio subito. Ma veramente meritano il premio solo per iscriversi. Esatto. Allora, questo dicevo sarà appunto un'occasione all'interno delle 3 sagre che faremo, che saranno la domenica 10, 17 e 24. E la sagra consiste sempre, Covid permettendo, abbiamo delle tensostrutture con tavoli, banchi dove ci si può sedere, mangiare, eccetera. Allestiremo in piazza la famosa rostiora, che è una cosa che è stata creata per cuocere i maroni. Ci sarà sicuramente vendita del famoso turbolin e castagne, e sempre se le norme ce lo permetteranno ritorneremo a diciamo offrire anche dei cibi speciali. Allora questo ci piace molto, anche perché noi oltre alla voglia di festa abbiamo anche la voglia di mangiare, cioè ci sta proprio, ci sta, questo è un bene. E volevo dire, sono la cuoca ufficiale del paesello. Ma che onore, wow, cioè regia qua, sorprese questa sera, grandi sorprese, abbiamo la cuoca ufficiale, cioè quindi mi raccomando, quando passi per caso in via Torricelli 37 a Verona, tranquilla, noi siamo qua, se per caso vuoi suonare vieni dentro a trovarci. Certo, vieni a trovarci. Comunque, no, davvero grazie mille per quello che ci racconti e per quello che fate, bravi davvero. Erminia, io avrei ancora un'ultima domanda per te e poi passiamo ai saluti. Allora, ho una parola chiave, dimmi qualcosa. La Calma Granda, qua ti voglio. Allora, la Calma Granda, che è poco conosciuta e poco pubblicizzata, ed adesso sempre qua campanilismo, ci sono 2 castagni giganteschi in Italia e si presume che siano i più grandi d'Europa, e la Calma Grande è uno di questi. Allora, uno è il castagno di 100 cavalli, che è vicino a Catania, in un paesetto lì vicino a Catania, però sono praticamente dei rami, sono rimasti dei rami, il tronco principale è sparito, sono rimasti dei rami di questo castagno millenario. Noi ne abbiamo uno a San Rocco che è
praticamente risulta datato ancora prima della scoperta di America, cioè parlo del 1400 e passa. Che è sì. questo che vediamo in foto? Sì, adesso non rende nella foto, questo castagno appunto è del 1400 qualcosa, era già stato registrato con una vendita di una casa dove appunto si parlava di questo albero. E fa conto che servono più di 10 persone per mano per fare tutta la guardiamo un attimo insieme, un attimo insieme. A me basta vedere questo albero qua in basso, che possiamo vedere questo qua, paragonato a questo qua, insomma vediamo veramente l'immensità di questo albero, cioè impressionante, di questo castagno immenso. Merita andare a vederlo da vicino, perché appunto lui e il castagno di 100 cavalli sono i castagni proprio millenari che esistono qua in Italia, uno in Sicilia e uno in Veneto, mi par giusto, agli antipodi. Certo. Il castagno può essere nei vari percorsi che abbiamo individuato in questi sentieri, ce n'è proprio uno che ci passa vicino, insomma si può deviare un attimo per vederlo, insomma. Certo, sicuramente noi passeremo a trovarvi, a vedere anche il castagno ovviamente, e passeremo a trovarvi nelle vostre serate di feste, non solo, passeremo anche per un picnic, perché sappiamo che lì si respira aria pulita e noi ne abbiamo davvero voglia di respirare, e basta stare in casa, adesso si può, quindi avete fatto i bravi, il momento sta passando, si vede questa luce intorno al tunnel, quindi basta stare in casa. Adesso andiamo tutti a fare un picnic chiaramente all'aria pura e soprattutto a divertirci. Vi aspettiamo. Noi abbiamo voglia di festa e sappiamo che ce l'avete anche voi. Quindi Erminia, io ti ringrazio, ma lascio a te l'ultima parola e l'invito ufficiale per passare da voi, quindi prego. Allora, guardate, a pochi chilometri dalla città vi trovate già immersi nella natura, paesaggi stupendi, con una bella vista proprio sulla città. Il paesello offre delle particolarità, tipo abbiamo la macelleria biologica, perciò se volete fare il picnic avrete anche la possibilità di utilizzare dei prodotti proprio che vengono allevati qua. E cosa dire dopo? Niente, vi aspettiamo alla sagra, sperando che quest'anno appunto le norme siano un po' meno restrittive. I prodotti utilizzati alla sagra saranno appunto prodotti del posto, come carne biologica per i nostri piatti, oppure formaggio che viene sempre prodotto qua dalle nostre parti. Cosa dire di più? Lo dico io, se posso provare per credere. Esatto, se poi lo dice la cuoca siamo proprio veramente al 100%. Quindi grazie mille, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di voi, della vostra proloquio, di tutti gli eventi che fate e di quello che avete continuato a fare pur nonostante il periodo scorso attraversato. Quindi bravi davvero, e quindi che dire, Erminia, io ti ringrazio e noi ci vediamo sicuramente da voi. Va bene, grazie mille. Grazie a te, Alain, grazie a tutti. Grazie, un abbraccione, ciao. Evviva, perché avete visto, è facile, serve voglia di festa. L'importante è avere voglia di festa, voglia di stare insieme, di divertirsi, sempre rispettando le norme, però aria aperta, aria pura soprattutto, e soprattutto divertimento, unione e voglia di fare le cose belle insieme. Quindi grazie per essere stati con noi anche questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi e noi ci vediamo come ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19:45 in punto, perché noi abbiamo voglia di festa e voi ci vediamo, mi raccomando, ogni sera puntuali. Alla prossima, ciao.